Ieri sera il presidente Donald Trump ha annunciato i tanti temuti dazi che ricadranno anche sul prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Sì, ricadrà ovviamente su tutti i prodotti agroalimentari italiani. Il 20% almeno adesso abbiamo una misura, perché fino a ieri, guardate, non avevamo la più pallida idea di quanti potrebbero essere stati. Quindi non panico, preoccupazione sì, ma non dobbiamo avere panico per più motivi. Primo, Conegliano Valdobbiadene è un prosecco superiore, non è facilmente sostituibile. Chi lo ama lo comprerà lo stesso. Quello che temiamo è una cosa, che nelle fasi iniziali, prima di sommatizzare questo aumento, che per un consumatore americano lo potremmo tradurre tra un paio di dollari e $3,50 la bottiglia, questo farà sì che prima si deve sommatizzare l'aumento e poi alla fine ci si potrà anche abituare. Ma c'è un altro aspetto, la filiera commerciale. Probabilmente succederà e accadrà all'inizio che fra le cantine, i distributori regionali, sapete, uno per ogni stato degli Stati Uniti, i loro agenti di vendita, tutti insieme magari riusciremo nelle fasi iniziali a rendere meno impattante questi dazi, meno impattanti nel costo finale per il consumatore. Se riusciremo a fare ciò, l'aumento potrebbe anche essere leggermente inferiore e poi il resto la farà il prodotto. Chi si è avvicinato a Conegliano Valdobbiadene, dove in moltissimi anni abbiamo fatto conoscere la realtà di queste colline, ci si allontana difficilmente. Dobbiamo essere onesti, nelle fasi iniziali un po' la pagheremo, ma senza panico. Ecco, non deve mancare comunque il continuare a valorizzare questo territorio e questo prodotto. No, ci mancherebbe, è il lavoro principale che fa il Consorzio di tutela. Continueremo ad investire, lo stiamo facendo anche in questi giorni, in quel mercato per far conoscere la specificità di questo territorio. Guardate, abbiamo paesaggio, sì, ma abbiamo clima, abbiamo viticoltura, abbiamo terra, abbiamo capacità enologica per dare un prodotto che sa veramente emozionare. È chiaro, lo dobbiamo sempre presentare, dobbiamo essere coerenti con le nostre attività e tutto sto lavoro che stiamo facendo da più anni adesso potrebbe essere parzialmente vanificato da un aumento causato da dei dazi, cioè un aumento che non abbiamo voluto noi e che ci misurerà effettivamente l'indice di gradimento del consumatore americano. Io sono convinto, lo ripeto, che a lungo termine riusciremo a fare il nostro lavoro bene. Chiaramente nel corso del 2025, dopo un 24 in aumento del 21%, magari ritorneremo a un meno 10, ma non lo sa nessuno. Questo dipende molto da quanta attività vorranno fare i produttori e la filiera commerciale che li rappresenta in quel paese.